Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. In Calabria sono 146.000 i lavoratori in nero, un esercito di irregolari emerge da uno studio della CGIA di Mestre. Dopo una lunga ed estenuante attesa, l'ANAS fissa il giorno di riapertura del Ponte Cannavino, il 15 luglio. Intanto i commercianti della zona denunciano le nostre aziende a rischio chiusura. L'UDC è pronta a giocare un ruolo da protagonista nelle elezioni regionali. Cesa annuncia correremo da soli. Dure critiche al governo di Oliverio sui fondi comunitari. La Calabria ha perso milioni di euro. Il ministro Salvini visiterà la tendopoli di San Ferdinando martedì prossimo. Intanto prosegue la polemica a distanza con il sindaco di Riace, Lucano. Si è costituito ai carabinieri. Il consigliere comunale di Palizzi, sfuggito all'operazione che ha portato all'arresto del sindaco, dovrà rispondere di peculato e falso. Grande partecipazione di pubblico al Festival degli artisti di strada di Piazza in Piazza nel centro storico di Cosenza. Applausi per il Sette Bello che all'esordio nel Corflex in corso di svolgimento nella piscina olimpica di Cosenza ha battuto la Germania per 13-5. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque parliamo di lavoro nero in apertura di questa edizione del nostro giornale. Ci sono i dati della CGIA di Mestre, pensate in Calabria sono 146.000 i lavoratori fantasma. In Italia ci sono 3,3 milioni di lavoratori invisibili ed è la Calabria la regione che presenta il maggior numero di lavoratori in nero, per l'esattezza 146.000, con un'incidenza percentuale del valore aggiunto da lavoro irregolare sul PIL regionale pari al 9,9%. Emerge da uno studio elaborato dalla CGIA di Mestre, così ci sono lavoratori che ogni giorno si recano nei campi oppure nei cantieri senza però essere riconosciuti come esistenti dallo Stato e dagli enti previdenziali. Questa situazione, sempre secondo l'elaborazione della CGIA, si traduce in quasi 1,6 miliardi di mancate entrate per lo Stato, un esercito di irregolari sconosciuti all'INPS, all'INAIL e al fisco che, secondo lo studio, genera 77,3 miliardi di fatturato in nero all'anno, sottraendo al fisco un gettito di 42,6 miliardi. E a rimetterci non sono solo le casse dell'erario, ma anche le imprese che rispettano le leggi e che mettono in regola i propri dipendenti. I lavoratori in nero, infatti, non essendo sottoposti ai contributi previdenziali, a quelli assicurativi e a quelli fiscali, consentono alle imprese dove prestano servizio di beneficiare di un costo del lavoro molto inferiore e conseguentemente di praticare un prezzo finale del prodotto o servizio molto contenuto. Allora, come contrastare tale fenomeno? La CGIA di Mestre suggerisce la reintroduzione dei voucher, che potrebbe essere una prima risposta, ma accanto a questo c'è bisogno di altro, come ad esempio la necessità di abbassare le tasse e i contributi previdenziali, di ridurre il carico amministrativo e di incentivare le misure dissuasive e di stimolo all'emersione. I disagi sul Cannavino termineranno domenica 15 luglio, l'ANAS rassicura, ma i commercianti sono scettici e denunciano le nostre attività, dicono rischiano la chiusura. Il Ponte Cannavino fa ancora parlare di sé. Nelle scorse stagioni i problemi legati alla stabilità, agli avvallamenti, con l'interruzione lunga per lavori e l'utilizzo di percorsi alternativi che hanno condizionato la mobilità dei calabresi per mesi. Adesso invece l'estate 2018 è caratterizzata da nuovi lavori per il fondo stradale, anche qui una lunga interruzione, lo stop e i problemi dell'ANAS con le ditte che avevano ricevuto l'appalto. E già, l'asfalto steso al termine dei lavori di manutenzione straordinaria è durato davvero poco, roba di pochi giorni, e sono comparse le prime buche, diventate poi voragini, tanto da costringere l'ANAS a effettuare un nuovo intervento di impermeabilizzazione. I commercianti presenti all'altra statale 107 si sentono danneggiati. I lavori ritardano e a noi ci complica la vita. Una riduzione di gente, non passa nessuno. Pochissima gente, perché sanno che ci sono un sacco di interruzioni e la gente non si sposta verso la Sila, verso i paesi qua, e dunque noi siamo disagiati, siamo veramente, stiamo stando proprio male, non sappiamo cosa dobbiamo fare, dobbiamo chiudere. Lavoriamo col passante. Essendo la strada chiusa non ci fanno lavorare effettivamente. Oltretutto dicevano che 10-15 giorni avevano messo a posto, adesso
di nuovo fermo e aspettiamo i risultati. Adesso oltretutto la ditta non c'è più, c'è solo una persona che controlla il semaforo e nient'altro. Cosa fanno? Non lo sappiamo. Dal 5 giugno sul ponte di Celico si viaggia a senso unico alternato, regolato dall'impianto semaforico. Nelle ore di punta, durante la settimana e nel weekend c'è da attendere un bel po'. La chiusura della carreggiata doveva durare soltanto 10 giorni, ne sono passati 30, 31, 32. Poi l'ANAS ha deciso di revocare la ditta incaricata proprio per le inadempienze riscontrate nell'esecuzione dei lavori, affidando l'opera ad altre imprese. Sono 2 le aziende cooptate, una di Reggio e l'altra di Rende. Il nuovo termine è il 15 luglio. Si spera che questa volta venga rispettato. Io non riesco a capire una cosa, cioè è proprio un ossimoro, come in pochissimi mesi è stato ricostruito l'asfalto, dopo poche settimane sembrava bombardato da meteoriti, non ho capito perché, sicuramente la qualità dei materiali è molto scarsa, senza ombra di dubbio a mio avviso, sono un ignorante in materia, quindi io non lo so, spero che prima o poi si arrivi ad una soluzione definitiva perché non se ne può più. Ma il Cannavino non è il solo punto critico sulla 107. Un altro semaforo insiste all'altezza del cimitero di Cosenza. Qui il cantiere è aperto e si lavora con uomini e mezzi. Un altro cantiere è aperto invece sul viadotto Moccone nei pressi di Camigliatello, una deviazione di qualche centinaio di metri che doveva durare fino al 24 giugno, ma ci risulta ancora attiva. Insomma, raggiungere i boschi della Sila per calabresi e turisti ogni estate è un'avventura, a partire dal viaggio. La politica adesso è il giudizio negativo dell'UDC sulla gestione dei fondi comunitari da parte della Regione. All'incontro lammettino ha preso parte anche il parlamentare europeo e segretario nazionale del partito CESA, che ha annunciato: per le regionali in Calabria correremo da soli. Il giudizio è negativo, non c'è fair play, nessuna scusa per la Regione Calabria che secondo l'UDC spende poco e male i fondi europei, le risorse ci sono, è stato ribadito più volte nel corso dell'incontro alla Mezzia Terme, ma il modo in cui vengono gestite non produce effetti sulla Calabria. Si spende tutto in maniera lenta, in 1000 rivoli, senza avere delle priorità e dei punti di eccellenza, senza puntare in maniera seria su settori trainanti che possono essere il turismo e l'agricoltura. All'incontro ha preso parte il deputato europeo Lorenzo Cesa, che ha spiegato numeri alla mano il fallimento, lo ha chiamato proprio così, dell'azione regionale. 3 miliardi di risorse utilizzate solo il 5,4% ad oggi sul programma 2014-2020. Penso che sia veramente molto poco, anche se sono stati presentati progetti per il 60% delle risorse, ma insomma siamo quasi a fine possibilità, diciamo. E come sempre molte regioni che non hanno un'idea strategica di quello che fare mandano poi all'ultimo momento progetti in Europa che poi vengono respinti, vengono bocciati. Il rischio è che noi butteremo alle ortiche qualche miliardo di euro che poteva benissimo cambiare il voto di questa regione e ridare speranza soprattutto ai giovani calabresi. I fondi comunitari, le potenzialità per anni solo sulla carta, rimbalzano prepotentemente in ogni dibattito che prepara un appuntamento elettorale. Il 2019 alle porte e l'UDC ha le idee chiare. Faremo le nostre liste UDC, Democratici Cristiani, schierati nel centrodestra, alternativi alla sinistra al non governo di Olivera. E nei prossimi giorni sarà in Calabria Matteo Salvini ed è polemica a distanza con il sindaco di Riace. Matteo Salvini sarà martedì in Calabria, si fermerà dapprima a Palmi dove visiterà un immobile confiscato all''ndrangheta, poi farà un sopralluogo a San Ferdinando, sia nella nuova che nella vecchia Tendopoli. Entrambe ospitano migranti che lavorano nei campi. San Ferdinando, l'emergenza di sempre, diventata caso nazionale dopo l'omicidio di Sacco e la rivolta della Baraccopoli. Il ministro dell'Interno non andrà a Riace, considerato anche all'estero un esempio virtuoso di integrazione. Anzi, Salvini ha avuto parole dure nei confronti del sindaco lucano e lo stesso primo cittadino ai nostri microfoni, proprio alla vigilia della visita del vice premier, a dire la sua. Ho condiviso con queste persone una idea di un possibile riscatto sociale e il riscatto umano, che poi questo è avvenuto anche all'interno di un'area tra le più depresse dell'Italia, credo, perché l'Alta Locride, da dove vengo io, dove c'è il mio comune, è una delle zone più depresse. E che questa apertura, nonostante la condizione così di ultimi
di un territorio povero abbia addirittura contribuito alla rinascita di quei territori, allora dico, il messaggio che posso rispondere, le parole che posso rispondere è che prima di parlare dovrebbe considerare quello che abbiamo fatto. E a proposito di migranti, sinergia istituzionale per risolvere i problemi che interessano i braccianti che risiedono nella tendopoli di San Ferdinando. Sinergia e collaborazione tra tutte le istituzioni interessate per risolvere i problemi che toccano i braccianti che risiedono nella tendopoli di San Ferdinando. Si tratta di problematiche come il caporalato e di dimora per gli extracomunitari che arrivano nella piana di Gioia Tauro per lavorare nei campi. E su queste tematiche il prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari ha convocato una riunione in prefettura per risolvere queste criticità con i componenti del tavolo permanente. C'è un raccordo che dobbiamo perfezionare per assicurare dignità ai lavoratori. 2 i tronconi principali esaminati al tavolo sui quali le diverse forze coordinate dalla prefettura stanno lavorando in maniera impegnativa. Il primo è rappresentato da un fronte anticaporalato, con servizi interforze e il supporto dell'Ispettorato del Lavoro indirizzati a reprimere le infrazioni sulle normative vigenti, un aspetto sul quale il prefetto di Bari si è mostrato abbastanza fiducioso. Ci sono stati sensibili passi in avanti, inoltre siamo riusciti ad ottenere per circa 100 migranti, dice il prefetto, in possesso di determinati requisiti, un loro collocamento nei progetti SPRAR. Adesso verificheremo, continua ancora, se queste persone sono disponibili ad accettare. L'altro fronte riguarda l'accoglienza dignitosa per i migranti che vivono nelle tendopoli di San Ferdinando, un percorso ostico, difficile, ma lungo il quale la prefettura è riuscita a posizionare dei paletti indicativi verso una possibile risoluzione in tempi relativamente brevi delle criticità. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Si è costituito ai Carabinieri accompagnato dal suo avvocato Davide Palermiti, consigliere comunale di Palizzi, ricercato perché destinatario di una misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito dell'operazione condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, che ha portato all'arresto del sindaco di Palizzi per concussione e abuso d'ufficio. Palermiti, che era in Francia, è accusato di peculato e falso. Il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato l'ex presidente della Regina Calcio Lillo Foti e la moglie a 4 anni di reclusione per estorsione. Imprenditori del settore dell'abbigliamento, secondo la tesi dell'accusa, i 2 avrebbero costretto le dipendenti, dietro alla minaccia di licenziamento, ad accettare condizioni di lavoro e retributive non conformi a quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro. È deceduto nell'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro l'operaio di 56 anni caduto 2 giorni fa da un'impalcatura sulla quale stava lavorando alla Mezze Terme. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Picchiata, ingiuriata, minacciata dinanzi al figlio minorenne, violenze anche sui social, vittima una donna di Rossano che ha chiesto aiuto alla polizia. Oggi è scattato il divieto di avvicinamento dell'uomo, il provvedimento del Tribunale di Castrovillari. Circa 300 piante di marijuana sono state scoperte dai carabinieri in un terreno demaniale in contrada Arieste di Tiriolo, nel Catanzarese. Gli arbusti erano stati impiantati in un burrone a strapiombo in mezzo ai rovi. Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti ha interessato la notte scorsa 2 autovetture a Borgia, nel Catanzarese. Ingenti danni sul posto dei vigili del fuoco, non si esclude l'ipotesi dolosa. Cambiamo decisamente argomento. Nel centro storico di Cosenza, grande partecipazione di pubblico al Festival degli artisti di strada. Il centro storico di Cosenza diventa palcoscenico di artisti di strada, performer, fotografi, artigiani e collezionisti. Io rappresento la Street Art School Cosenza, una realtà nuova per la città di Cosenza che opera ormai da 3 anni sul territorio cosentino, che ha la finalità di organizzare corsi di street art anche per ragazzi, per bambini, con lo scopo di accrescere un po' la consapevolezza nei confronti dell'arte di strada e soprattutto dell'uso della bomboletta a finalità artistica. La terza edizione dell'evento di Piazza in Piazza, patrocinato dal Comune di Cosenza, che rientra nel cartellone del Festival delle Invasioni e nel più ampio progetto Cosenza Cultura. Quest'anno
Gioiamo della produzione di Cosenza Cultura. Questo festival è prodotto dal comune di Cosenza, inserito in Festival delle Invasioni. È un festival che comunque si sviluppa lungo tutto il centro storico, invadendo varie piazze con esibizioni e arte, arrivando anche fino al museo. Quest'anno diciamo che una novità rispetto all'ultima edizione è stato che abbiamo appunto aperto i locali dell'ex Museo MAM. Il festival è stato pensato per rivalutare il centro storico. È un festival prevalentemente che si sposa con i borghi antichi, nato a Cosenza, che speriamo proseguirà sempre a Cosenza, ma magari anche arriverà in altre piazze della Calabria per rivalutare qualche altro borgo splendido che ha la nostra regione. Di Piazza in Piazza ha proposto 13 spazi artistici in tutto il centro storico e la partecipazione di numerosi artisti provenienti da tutto il mondo. Consegniamo questa lente di ingrandimento in modo che comunque le persone possano avere una visione soggettiva del nostro piccolo mondo, che è fatto di immagini, di installazioni, di materiali, e vivere un percorso molto suggestivo, credo. E fa tappa a Cosenza la mostra itinerante del Museo del Calcio di Coverciano. Dal 7 all'11 luglio fa tappa a Cosenza, nel complesso di San Domenico, la mostra itinerante del Museo del Calcio di Coverciano. Dopo Matera, Cosenza è il secondo comune ad ospitare la prestigiosa mostra, che racconta attraverso i trofei e i cimeli più rappresentativi la storia della nazionale italiana di calcio e dei suoi principali protagonisti. Un altro particolare tassello che si aggiunge a tutti i nostri riconoscimenti e che comunque identificano Cosenza ormai come città di avanguardia nell'ambito del circuito nazionale per vari temi. Quello dello sport certamente ha particolarmente fervore in questo periodo. Tutti quanti coloro che vorranno visitare questa mostra, gli appassionati e visitatori, troveranno i principali trofei della nazionale che scorrono in parallelo con la storia d'Italia. La mostra rappresenta un appuntamento particolarmente significativo, soprattutto alla luce del grande interesse che suscita Cosenza nel mondo sportivo nazionale. Cosenza negli ultimi anni ha raggiunto risultati anche molto importanti da questo punto di vista. C'è la Serie B, siamo all'attenzione anche della Lega B, della FIGC stessa, cioè stiamo aprendoci a questo mondo in un modo assolutamente innovativo. Cosenza è fra le città scelte anche come candidata ad essere città europea dello sport. Verrà la commissione qui a settembre, adesso fra l'altro la Serie B probabilmente partirà proprio da Cosenza con l'estrazione del calendario proprio della Serie B, quindi sarà un evento importante. Stiamo lavorando molto per questa città dello sport, per il Parco del Benessere. Cosenza è una città che punta moltissimo a queste tematiche e che adesso ha anche una riconoscibilità che tutti condividono, tant'è che siamo arrivati ad essere una delle 3 città Health City, città della salute e del benessere a livello nazionale, in un contesto di attività appunto internazionali ed europee che si stanno promuovendo su questi importanti argomenti. Spettacolo per la pallanuoto a Cosenza, il Settebello si impone sulla Germania per 13-5. C'è un azzurro che vince nell'estate del mondiale di calcio senza l'Italia. Il Settebello di Sandro Campagna ha strapazzato la Germania e la vasca amica di Campagnano. È il torneo for flags, 3 giorni di competizioni per 4 nazionali. Oltre agli azzurri e ai tedeschi ci sono anche la Cina e l'Olanda, protagoniste della sfida che ha aperto il quadrangolare, finita con il successo degli Orange. La solita calda accoglienza del pubblico cosentino, che non ha mai dimenticato i tempi della Serie A e rivive le grandi emozioni con gli eventi organizzati nella struttura di Campagnano. Per l'Italia di Campagna un test importante in vista degli europei di Barcellona, che inizieranno tra meno di 10 giorni. Il tecnico azzurro ha tratto buone indicazioni nella prova del Settebello, che ha esaltato le capacità realizzative di Bodegas e una discreta coralità al cospetto di un avversario che ritroverà in vasca proprio in Spagna. E in chiusura le previsioni del tempo. Benvenuti nello spazio delle previsioni del tempo a cura dello staff di Meteo in Calabria. Sull'Italia sta per arrivare, almeno alle alte quote, aria più fresca ed instabile. Sul centro e al nord della nostra penisola si verificheranno quindi fenomeni di tipo convettivo, a tratti anche di forte intensità, mentre la nostra regione rimarrà in parte ai margini di tale circolazione, sperimentando sì un calo termico sensibile ma con fenomeni ridotti. Vediamo le previsioni in dettaglio per la nostra regione nelle prossime 48 ore.
Domenica in mattinata avremo instabilità parziale su Calabria tirrenica meridionale e relative zone interne, con deboli piogge più probabili su Serre Vibonesi. Nel pomeriggio un aumento della copertura nuvolosa potrà aversi su Sile e Pollino, con precipitazioni associate di debole intensità, sereno o poco nuvoloso altrove. Andiamo a vedere ora il comportamento dei mari e dei venti. Domenica ci saranno venti moderati da nord-ovest su Tirreno, con mari ovunque mossi. Sullo Ionio avremo venti moderati da nord-nord-ovest, con mari anche qui mossi. Bene, prima di salutarci vi rinnovo l'invito a consultare il nostro portale online all'indirizzo www.meteoincalabria.it, nonché alla pagina Facebook all'indirizzo facebook.com/meteoincalabria, dove potrete interagire direttamente con lo staff di Meteo in Calabria. Anche per oggi è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento. E grazie per aver seguito il nostro TG, buon proseguimento, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.